Ben ritrovati appassionati dell'atletica. Il comitato organizzatore ha annunciato che la medaglia d'oro di Tokyo nel salto in alto, Gianmarco Tamberi, sarà il principale protagonista del 15° Triveneto Meeting internazionale Memorial Jack Benvenuti di sabato 28 maggio allo stadio Grezzar di Trieste. Quella di Trieste sarà la prima e unica uscita italiana di Jimbo prima del Golden Gala di Roma. Il presidente della Polisportiva Triveneto Alessandro Coppola ha affermato: siamo molto felici di questa notizia. È stato un lavoro di squadra e di collaborazione con il Comune di Trieste che voglio ringraziare perché, svolgendo un intenso lavoro finanziario e politico, ci ha dato la possibilità di portare in città un campione di questo livello. L'unica sua apparizione di Tamberi nel corso dell'inverno è stata quella al Mondiale Indoor di Belgrado. Nella capitale serba ha conquistato, con 2,31 m, la medaglia di bronzo ex aequo con il neozelandese Kerr. Il fuoriclasse delle Fiamme Oro gareggerà a Trieste dopo 2 impegni all'estero, il 13 maggio a Doha nella prima tappa della Diamond League e il 21 maggio a Birmingham, sempre nel massimo circuito mondiale. In calendario, poco dopo Trieste, anche la trasferta di Ostrava del 31 maggio per completare un mese fitto di gare. Il 29enne marchigiano si sta preparando all'appuntamento cardine dell'atletica globale del 2022, il mondiale di Eugene in Oregon dal 15 al 24 luglio, con l'obiettivo di centrare l'unico oro internazionale che ancora gli manca. La pedana dello Stadio Grezzar di Trieste, dunque, dopo gli assoluti del 2017, sarà nuovamente sede di un appuntamento di spessore olimpico. Oltre 3 secondi di miglioramento in un colpo solo. Dagli Stati Uniti è arrivato l'acuto della mezzofondista Sintayeku Wissa, che è scesa a 2 minuti 1,6 sugli 800 metri, vincendo la gara al Tom Jones Invitational in Florida. La 25enne friulana ha abbassato il record personale e regionale di 2,4,53 stabilito nella passata stagione, avvicinandosi alla top 10 italiana di sempre. Un gran salto di qualità per la portacolori dell'atletica Bruniera Friuli-Intagli e studentessa all'Università di Mississippi, che aveva già fatto intravedere notevoli segnali di progresso nell'ultima stagione indoor con il brillante secondo posto in 4,33,13 nel miglio alle finali NCAA, l'organizzazione che gestisce le attività sportive degli atleti di 1268 college e università negli Stati Uniti e in Canada. Ma Wissa era riuscita anche a riscrivere il proprio limite dei 3000, portandolo a un eloquente 9 minuti 4,95. Adesso si aprono nuovi orizzonti per la ragazza nata in Etiopia e cresciuta a Pozzecco di Bertiolo nelle file dell'Atletica 2000 Codroipo. Muyalonga sul Mar, vincono Pasquale Selvarolo e Joyce Mattagliano. 8 chilometri velocissimi illuminati da un caldo sole con start tra le calli di Muggia e all'arrivo sul lungomare. Pasquale Selvarolo, Fiamme Azzurre, e Joyce Mattagliano, Esercito, vincono la 19ª edizione della Muyalonga sul Mar, che ha visto all'arrivo oltre 360 agonisti. La corsa su strada, organizzata dalla Trieste Atletica e valida come seconda prova del Trofeo Trieste, si è risolta per entrambe le gare, maschile e femminile, negli ultimi chilometri. Nella prova maschile a condurre la competizione per circa 4 chilometri è stato il terzetto formato da Selvarolo, dal keniano Roger Maio, podistica Torino, e dallo sloveno Rok Pukar. Poi, a 2,5 chilometri dalla fine, in località Lazzaretto, all'interno della base logistica, il 21enne pugliese, in forza alle Fiamme Azzurre, ha cambiato ritmo e si è involato da solo al traguardo, chiudendo in 21 minuti e 20. Seconda posizione per Roger Maio in 21,36 e terza per Rok Pukar in 21,48. Giù dal podio, ma decisamente artefici di 2 prove d'autore, i nostri Francesco Nardone, Gemona Atletica, quarto in 22,18, e Tobia Beltrame, Trieste Atletica, quinto in 22,24. Nei 10 anche il carnico Giuseppe Puntel, Sportiamo, nono in 24,13. Dinamica simile per la prova femminile, con l'etiope Asmera Volkeba, podistica Torino, la slovena Ania Fink, Club AD Kronos, e la Mattagliano, che hanno preso subito il comando mantenendolo per circa 6 chilometri. Poi a 2 chilometri dalla fine la slovena ha allungato e la Mattagliano l'ha seguita, per poi prendere il sopravvento e vincere in 24,47.
Piazza d'onore per Ania Fink in 24,51 e bronzo per Asmera Volkeba in 25,48. In quarta posizione Chiara Pianeta, team KM Sport in 27,35 e in quinta un'altra slovena, Neja Maklin, club AD Kronos in 28,42. Nella top 10 anche le nostre Giulia Schillani, Custrieste, sesta, Elisa Turolo, Sportiamo, settima, Denise De Franceschi, Custrieste, nona e Federica Babic, Teenagers Taranzano, decima. È stata un'edizione speciale che solo per quest'anno ha visto un percorso più corto e la partenza nel pittoresco centro storico di Muggia, tra le calli e la stupenda piazza Marconi, illuminata da un inaspettato quanto gradito sole. Con la sua vena promozionale sportiva che ha portato i partecipanti a correre sul percorso che partiva e arrivava nel rinnovato Parco Acquario 2020, si è corsa anche la Muyalonga Color Run, 4 chilometri di spensierato divertimento, dove l'allegria e la fantasia hanno arricchito uno spettacolo speciale, pieno di musica e colori. Pasquale Selvarolo, che studia ingegneria meccanica e da Andria si è trasferito a Modena per farsi seguire da Pietro Incalza, ha spiegato a caldo: sono rimasto coperto nella prima parte perché sentivo un po' di vento. Ho deciso di cambiare ritmo quando mancavano meno di 3 chilometri alla fine. Volevo staccare il mio diretto avversario e ce l'ho fatta. Il percorso è molto caratteristico. Personalmente amo i percorsi cittadini perché il pubblico ti dà una carica in più. Joyce Matagliano, cresciuta a Trieste, mamma da 13 mesi di un bimbo di nome Ryan, è specialista degli 800 e dei 1500. Era la prima volta che prendevo parte alla Muyalonga sul mare, mi è piaciuta molto. Ho condotto buona parte della competizione insieme ad altre 2 atlete, cercando di restare in controllo. Poi nell'ultimo chilometro ho tentato l'allungo e sono arrivata prima al traguardo. Mi è piaciuto tutto della manifestazione, in primis il percorso panoramico con vista sul mare. Sicuramente sarà una gara da ripetere. La Padova Marathon è tornata con il programma completo dopo 2 edizioni condizionate dalla pandemia. In campo maschile ha tagliato il traguardo per primo il keniano Alphonse Kibiwott in 2 ore 10 e 1. Al femminile è l'ugandese Rebecca Cheptegei a vincere in 2 ore 31 e 21. Ma va segnalata la terza piazza della maratoneta friulana d'adozione Anna Incerti, con il tempo di 2 ore 36 e 23 in quella che è stata la sua ultima maratona con la maglia delle Fiamme Azzurre. L'ultima settimana è stata dura per via di un dolore all'anca che si è fatto sentire molto anche nella seconda metà della gara. Ha rivelato la campionessa europea del 2010 e costantemente sulla breccia internazionale da 20 anni. Sotto la spinta di mio marito Stefano ho deciso comunque di presentarmi e oggi sono contenta di questo risultato. Ringrazio Ruggero Pertile che seguiva la gara femminile e che mi ha aiutato tanto con i suoi incitamenti. Una Incerti così, che a 42 anni corre ancora a questi livelli, non può che destare ammirazione. A Gemona si è tenuto l'evento inaugurale del Parco Trail con tanti appuntamenti, tra i quali una trail run di 12 km con 800 metri di dislivello. Pane per i denti degli specialisti che si sono allineati in 113 al via, con vittoria di Tiziano Moia, Gemona Atletica, in 1 ora 0 minuti e 33 secondi, davanti a Michael Galassi, Aldomoro Paluzza, 1 ora 1 e 43, che a sua volta ha sopravanzato il compagno di squadra Michele Sulli, 1 ora 4 e 40. Vincere è sempre bello, ha detto Moia. Farlo sulle montagne di casa, in un evento che punta a valorizzare il nostro territorio e la corsa in montagna, è ancora meglio. Tra le donne, netto successo della slovena Mojka Koligar in 1 ora 13 e 27, che ha preceduto Giuditta Turini, polisportiva Sant'Orso Aosta, 1 ora 18 e 23, e Paola Romanin, Aldomoro Paluzza, 1 ora 20 e 19. Al trail delle Longane di Lozzo Cadore, nuovo successo per Tiziano Moia della Gemona Atletica con il tempo di 1 ora 10 e 18 sui 15 km con 1100 metri di dislivello, davanti al portacolori dell'Aldo Moro Paluzza Michael Galassi, distaccato di 1 e 33. A completare il podio tutto friulano in terra veneta, Giulio Simonetti della Gemona Atletica terzo a 3 e 44 dal vincitore. Nella gara in rosa, vittoria di Martina Aldarin-Zanco dell'Atletica Dolomiti Belluno con il tempo di 1 ora 26 e 43, seguita da ben 3 atlete dell'Aldo Moro Paluzza.
Secondo posto per Rosy Martin a 5,49 dalla vincitrice. Terzo per Paola Romanin con un distacco di 6,24 e quarta posizione per Anna Finizio. Il successo di squadra dell'Aldo Moro è completato dal nono posto di Alice Cescutti, dall'11° di Yaska Martin e dal 19° di Federica Brida. Si è svolta nel Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia di Udine la presentazione di Alpe Adria Ultra Trail e Via delle Giulie. Alla conferenza, presente Tommaso De Mottoni, presidente di ASD Sentiero 1, ha partecipato, portando il saluto della Regione, anche l'assessore Sergio Emidio Bini. Un ricco programma di eventi di corsa tra Tarvisio, Boves e Sella Nevea, in collaborazione con Promoturismo FIVG, attende centinaia di runner che daranno vita a un evento che sconfina dal campo sportivo, abbracciando turismo, storia, cultura, territorio e altro ancora. Dal 26 al 29 maggio 4 gare, 25, 55, 90 e 130 km e una corsa o camminata non competitiva di 13 km dedicata ai sapori tipici uniranno due organizzazioni note al territorio sotto un unico carnet di eventi, la ASD Sentiero 1 e ASD Orbike e Trail. Sarà un weekend per tutti, per chi, con la 25 km, si godrà un territorio unico nel suo genere, come per chi, con la 55, affronterà più chilometri e potrà mettere alla prova le proprie prestazioni. Poi ci sono la 90 e la 130 km della Via delle Giulie, per gli amanti delle esperienze estreme. Una gara evento di elite per una tipologia specifica di runner che avrà modo di apprezzare sentieri, panorami e percorsi non proprio alla portata di tutti. Tra le tappe più suggestive il Parco delle Prealpi Giulie e Triglav che rientrano nel programma L'Uomo e la Biosfera, un programma scientifico intergovernativo avviato dall'UNESCO per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. Infine la camminata non competitiva, una passeggiata dove unire l'amore per la vita all'aria aperta ai percorsi colti e golosi di un luogo ricco di tentazioni gastronomiche e prodotti tipici. Trieste Spring Run, 21 km tra storia, natura e mare. Si scaldano i motori e la città si prepara a correre la 26esima edizione della mezza maratona. In programma domenica 8 maggio, la partenza è prevista nella piazza centrale di Aurisina, paese dell'altopiano carsico, a una quindicina di chilometri da Trieste. Il percorso di 21 km e 97 metri porterà i runner prima verso l'abitato di Sistiana e poi sulla strada costiera. Una volta superato il bivio di Miramare, i partecipanti torneranno sul piano per correre sul lungomare Barcolano ed entrare successivamente nell'area del Porto Vecchio. All'uscita, gli atleti e le atlete percorreranno gli ultimi 500 metri fino all'arrivo fissato sulle rive di Trieste all'altezza di Palazzo Berlam e di Ponte Rosso. Il ritrovo è fissato alle 7:30 in Piazza Libertà a Trieste. Fino alle 8:15 si potranno prendere le navette che porteranno all'area partenza. Lo start avverrà in Piazza di Aurisina alle 9:30. Vincitori 2021, Michele Palamini, gruppo alpinistico vertovese, e la burundiana Fransignio Cumunzi, atletica Castello. Ad affiancare la 21 km ci sarà la Family Run di 7 km, la cui partenza è prevista alle 10 dal bivio di Miramare. E questa era l'ultima notizia della puntata di questa settimana. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.